Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Un lunedì da leoni, questi presupposti per un big match come Pescara-Sampdoria. Questo è l'auspicio dei tifosi accorsi all'Adriatico per salutare la squadra e il 2011 con questo posticipo che chiude il palinsesto della 20ª giornata del campionato B-Win. Entrambe le squadre arrivano all'ultimo match con qualche problema. L'11 di Zeman, dopo un avvio travolgente, sembra essersi arrestato. Per la Sampdoria, che vive tra alti e bassi con Iachini, non è ancora riuscita ad ingranare per tornare nelle posizioni che più le competono. Diverse le assenze per entrambe le squadre. Al 9° minuto Capitan Sansovini ci prova dalla bandierina a sorprendere Costa, palla che accarezza la traversa, palla sicuramente pericolosa. Al 16° ancora Sansovini, 7 minuti più tardi, quando gli viene recapitato un assist da Balzano, troppo lungo il pallone, non ci arriva e si dispera il giocatore. Al 20° ancora Pescara con Ciro Immobile, questa volta prende palla da solo, lo scambio ma allunga la traiettoria in verticale per il giocatore. E ancora il Pescara, sempre al 20° minuto Balzano, ancora il cross in mezzo per la testa di Cone, impacciata la sua conclusione. Al 23° ancora bianco-azzurro in avanti, il trio delle meraviglie scalda i motori, il tiro a giro in presa facile, Costa, unico protagonista sinora della squadra lucerchiata. Al 28° è il momento invece di Insigne, il suo destro velenoso si accentra al giocatore, cerca il tiro sul palo difeso dall'estremo difensore ma sfiora di poco. Poi al 35° l'erroraccio di Costa che rischia grosso, sbaglia il rilancio, Sansovini cerca il pallonetto ma l'estremo della Sampdoria salva per fortuna l'erroraccio da lui stesso commesso. Finisce con un po' di noia questo primo tempo, 0-0, pensieroso anche Zeman. Si riprende dopo lo stanco 0-0 del primo tempo con la Sampdoria che si fa vedere. Palombo, la punizione viene deviata sopra la traversa, una buona giocata, la prima della Sampdoria su calcio piazzato, rivediamo la parabola, poi deviata, la palla va a sfiorare il legno, perplesso Zeman ma perplesso anche Iachini che sostituisce proprio Palombo per l'idolo delle tifoseria lucerchiata Obiang. Ma poi arriva il gol del Pescara, come sempre quando nessuno se lo aspetta, il gol del capitano Sansovini, da buon attaccante di razza riesce a trovare il guizzo vincente, ma buona l'opera e lo sguardo attento di Verratti che con un taglio in verticale taglia completamente la difesa della Sampdoria, poco attenta, si infuria Iachini. E poi Insigne al 39°, un'occasione ghiottissima, ancora un errore dell'estremo difensore della Sampdoria, il pallonetto va a sorpassare di poco la traversa difesa appunto da Costa, l'estremo difensore della Sampdoria, oggi con qualche svista di troppo, rivediamo il pallonetto troppo alto, calcia con troppa potenza il giocatore. E poi al 90° c'è il tempo anche per Insigne che supera il portiere, vuole strafare, la palla finisce in tribuna. Finisce 1-0, vince ma non convince il Pescara di Zeman, 3 punti che consentono agli abruzzesi di riprendere nel 2012 alla 4ª posizione sorpassando il Padova. È crisi nera invece per la Sampdoria di Iachini.